È il primo comune in Sicilia e uno dei primi in Italia. Il Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro ha approvato ieri sera con 13 voti favorevoli e 1 contrario e 2 assenti il bilancio di previsione 2023-2025. Soddisfatto il sindaco del comune di Palma di Montechiaro, Castellino. Sì, questo rappresenta un nuovo record per il Comune di Palma. Il record precedente era il 23 dicembre, questo è il 22, quindi di un giorno abbiamo migliorato il record del bilancio 2021 approvato a dicembre 19. Come ricordava bene, negli ultimi 2 anni ci eravamo riusciti, ma intorno al 30-31 dicembre, ma sempre nei limiti previsti dalla normativa, senza usufruire di eventuali proroghe. È un motivo di orgoglio. È un motivo di orgoglio perché dimostra ancora una volta con quanta serietà, amore, impegno e abnegazione lavoriamo con orgoglio per servire questa città. Siamo veramente onorati di poterlo fare e lo facciamo con tutte le nostre forze. Ciò è possibile grazie a una squadra meravigliosa, a un gruppo di assessori che è sempre presente e che mi aiuta, a un gruppo di collaboratori, dirigenti, dipendenti comunali e a una maggioranza sempre coesa e forte che non va a mancare mai il sostegno a questo sindaco e a questa amministrazione. Poco fa nel Consiglio Comunale, nel ringraziare tutti, dalla segreteria, dal dottore Amorosi, alla dottoressa Di Blasi, dottoressa Calabrese, l'ufficio ragioneria, nel ringraziare veramente tutti. Poco fa dicevo, ho nominato a uno tutti i membri dell'ufficio ragioneria, ho nominato pure una mia collaboratrice che si chiama Angela Rinollo che lavora alla dottoressa Calabrese, ma ho detto anche che una sinergia forte con il Presidente del Consiglio ci permette e ci consente di lavorare all'unisono. Siamo contenti, siamo orgogliosi, nonostante le difficoltà che ci sono, per le quali chiediamo ancora una volta con preghiera sia al governo regionale sia al governo nazionale di non dimenticare mai i comuni e la finanza locale, perché a volte troppi vincoli, troppi pochi trasferimenti mettono a rischio l'approvazione del bilancio stesso. Ciò nonostante ci siamo riusciti, siamo contenti, siamo orgogliosi e ancora una volta tutti insieme abbiamo dovuto gridare viva Palma di Montechiaro. Per concludere, addentriamoci un po' dentro il bilancio, a quanto ammonta e quali sono, diciamo, le cose più interessanti. Anche quest'anno il bilancio supera i 100 milioni di euro, che è già una cifra notevole per un comune di 23.000 abitanti. Fa la parte da leone ovviamente gli interventi di infrastrutture, quindi la spesa in conto capitale. La cosa che poi ci gratifica di più è che il piano triennale non è più un libro dei sogni, ma è un divenire costante. Mantenere i 100 milioni di euro di bilancio, avendo tolto dal bilancio delle opere già realizzate, significa che abbiamo in cantiere ancora opere da realizzare e finanziamenti che abbiamo percepito. A brevissimo, questione di giorni, verranno pubblicate gare per più di 8-9 milioni di euro, solo da qui a dicembre. Questo veramente è il massimo che ci possiamo augurare per la nostra città, per poterla ridisegnare e rilanciare verso il futuro in tutta la sua bellezza. È evidente che abbiamo dovuto contrarre le spese correnti, perché il costo dell'energia così esorbitante e così forte, sperando che si arrivi a una situazione diversa, e ringraziamo comunque il governo nazionale e regionale per l'aiuto che hanno dato, ma che non riesce a coprire il fabbisogno, ci ha portato a dover tagliare un po' spesa corrente per coprire questi costi. Ciò nonostante non c'è un settore che viene trascurato, anche quello della cultura, quello dello spettacolo, pur non avendo le risorse che potevamo avere per esempio l'anno scorso, perché dobbiamo essere dei buoni padri di famiglia. Questo comunque ci permetterà, qualora la situazione dovesse migliorare, di intervenire sul bilancio con una variazione di bilancio e poter poi andare avanti in maniera diversa. È un bilancio a servizio di una città, non il contrario, non c'è una città a servizio di un bilancio, ma un bilancio a servizio della città. L'appello ai miei concittadini è sempre quello di cercare di pagare le imposte comunali, perché sono fondamentali per la vita del nostro comune. Se paghiamo tutti meno. Se il comune ha la possibilità di spendere, può essere sempre più pronto per rispondere alle esigenze e agli interventi che quotidianamente debbono essere fatti. Siamo sempre onorati di avere un rapporto così franco, affettuoso, sincero con il mio popolo, con la mia città, con la nostra città, che ci segue con affetto e ci sostiene senza mai far mancare il loro forte sostegno.